Oggi lo Stregonetino è nel bellissimo borgo di Soradile. Guardate che panorama! Dall'alto possiamo ammirare il bellissimo lago Omodeo. Il lago di Omodeo, che è molto bello, lago artificiale che si venne a formare con la costruzione della diga del Tirso. Nel comune di Soradile abbiamo questa fantastica necropoli. Guardate qua, sembra quasi uscita da una fiaba. Guardate che spettacolo! Guardate, sembra uscita da una fiaba. Guardate qua, incredibile.
Ecco qua. Proviamo a entrare. Oh cazzo. Oh. Minchia. Vediamo che c'è. Vediamo un po'. Allora, vediamo un po'. Oh cavolo. Che c'è qua dentro? Porca miseria. Allora, eccoci all'interno della necropoli. Allora, vediamo un po'. Interessante. Bella questa. Vediamo un po'. Vediamo se becco il pipistrello. Vediamo un po' che c'è qua dentro. No, pipistrello non c'è. Vediamo che c'è. Qui è abbastanza umido. Allora, questo è l'interno di un'altra tomba. Qua c'è molta più umidità. Decisamente c'è molta più umidità. Però c'è da dire che è più spaziosa. Porca miseria. C'è un notevole tasso di umidità qua dentro. Ammazza. Allora, andiamo alla prossima. E qua è un'altra. Bestiale questa, Guardate qua. Questa necropoli è veramente fantastica. Ne ho visto tante belle, ma questa è veramente una delle più belle. Allora, qua abbiamo una specie di nicchia poi ecco qua abbiamo, sembrerebbe un ampio ingresso. Sì, qua ce lo fa vedere. Allora, vediamo un po'. Bello questo interno. Allora, abbiamo altre due tombe. Ecco qua. Qua ce n'è una
all'interno della quale però è presente l'acqua, come si può vedere. L'acqua, vediamo questa. Allora, ragnatele, vediamo un po'. Guardate qua che bella. Qua è decisamente più eco. È bella, veramente bella. Eccone un'altra. Allora, proviamo a vedere che c'è qua dentro. Cavolo, è difficile entrare. Allora, vediamo un po'. Eccomi all'interno di un'altra tomba, più difficile da raggiungere perché, come potete vedere, bisogna arrampicarsi un po'. Allora, molto bella questa, anche spaziosa, anche panoramica, sinceramente. Ecco qua. Andiamo all'altra stanza. Allora, ma c'è più spazio. Allora, vediamo un po'. Ecco, qua c'è un'altra apertura. Questo è l'ingresso principale. E questa è una tomba abbastanza buia. Vediamo un po' se c'è la presenza di qualche animale, sembrerebbe di no. Abbastanza umida, ma molto bella. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e fatemi sapere se siete a conoscenza di bellissimi luoghi da visitare, sempre nella mia terra madre, quindi in Sardegna. Se siete a conoscenza di qualche luogo che non ho visitato, fatemelo sapere all'interno
dei commenti.